ricordate quel film che ottenne un grande successo qualche anno fa? Full Monty raccontava di un gruppo di lavoratori inglesi che erano rimasti disoccupati, si ingegnarono per sbarcare il lunario, formarono un gruppo di spogliarellisti ed ebbero un grande successo ovviamente nella realtà cinematografica, nella finzione cinematografica, e questa sigla richiamava un po' quel film e la situazione di oggi, dove ci sono tanti disoccupati che stanno cercando di vedere cosa fare, quali soluzioni trovare, mentre il governo Monti procede spedito, ma procede spedito anche verso provvedimenti molto dolorosi, provvedimenti che anche lo stesso Primo Ministro ha definito davvero molto, molto difficili, molto complicati per tutti i cittadini. Oggi il Presidente del Consiglio ha ottenuto il massimo della fiducia, proprio 556 voti favorevoli alla Camera dopo la fiducia ottenuta ieri e insomma quindi adesso si appresta a varare questi provvedimenti. Qualcuno ha detto dei pacchetti natalizi che purtroppo funesteranno le feste degli italiani. Ma vediamo con quale humor britannico ha affrontato oggi il Parlamento, alla Camera dei Deputati appunto, sul fatto di staccare la spina ha commentato in questo modo. Se possibile rendere questo concetto di profonda dipendenza del governo dal Parlamento con espressioni diverse da quella di staccare la spina sarei grato, perché di nuovo avremmo dei problemi di identità, non ci consideriamo un apparecchio elettrico e poi saremmo forse incerti se siamo un rasoio o un polmone artificiale. Insomma, stando alle notizie che circolano, si tratterebbe più di un rasoio. Il problema è che i ricchi non vogliono la patrimoniale, le famiglie abbienti non vogliono l'ICI sulla casa, ma anche tutti coloro che hanno comprato una casa dopo grandi sacrifici non vogliono che venga toccata la casa, i pensionati non vogliono che si tocchino le pensioni, i lavoratori non vogliono che si intervenga sul lavoro con degli interventi sulla flessibilità, insomma quindi è un campo minato quello che sta per affrontare il Primo Ministro con il suo governo di tecnici. Su questo e su tante altre cose di cui parleremo aspettiamo le vostre opinioni con i vostri SMS, mi raccomando mandateceli e diteci come la pensate, cosa credete che avverrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se questo governo potrà durare o meno. E vediamo intanto, in attesa che arrivino altri ospiti, come ha reagito il famoso Scilipoti. Non l'ha presa bene, parla proprio della fine della democrazia e guardate come si è presentato oggi alla Camera. Questa lobby bancaria è espropriato il Parlamento e indirettamente gli fate da compari a questo sistema. E mi fate cadere, scusate. Oggi non esiste più la democrazia. Cioè, il Parlamento è stato espropriato, è stato commissariato, cioè ci lamentavamo che i parlamentari non venivano eletti dal popolo, invece oggi abbiamo eletto sia il Presidente del Consiglio e anche un Consiglio dei Ministri che non è eletto dal popolo. È un attentato vero e proprio a che cosa? Alla democrazia in Italia. Ci scriverà un libro su questa storia? Vede, non è importante scriverci un libro, spero che lo possano capire oltre lei anche i suoi figli di quello che sta succedendo in Italia. Allora eccoci qua di nuovo in studio, vi presento gli ospiti che sono arrivati. Oggi c'è anche la nebbia a complicare le cose, quindi vi presento gli ospiti che sono già qui. Alfredo Giaccon, ambientalista, scrittore. Buonasera Giaccon, buonasera. Ben arrivato. Alberto Leoni, dottore, buonasera, psicologo di Bassano del Grappa. Grazie anche a lei per essere qui, lei si interessa molto di politica e quindi sentiremo la sua opinione. Saluto onorevole senatore
senatore Gian Vittore Vaccari della Lega Nord. Buonasera senatore, grazie per essere con noi. Si immagina, c'è nebbia, no, in giro, quindi c'è un po' di disagio. Roberto Grigoletto del Partito Democratico, buonasera, e Andrea Viviani del Veneto Serenissimo Governo. Viviani alcuni anni fa fu il protagonista del famoso assalto dei Serenissimi al campanile di San Marco. Allora, intanto cominciamo a sentire, io direi, un esponente della Lega appena arrivato, senatore Vaccari. Come sono andate oggi le cose? Oggi abbiamo visto, insomma, grande consenso da parte di tutti, ad eccezione del Carroccio, che non le ha mandate a dire in questi giorni. Bossi ha ribadito, anzi oggi ha detto una cosa ancora più efficace dal punto di vista mediatico: durerà questo governo fino a quando i cittadini lo manderanno a casa, perché Bossi prevede lacrime e sangue, quindi a un certo punto prevede che questo governo non potrà realizzare tutto quello che ha promesso di fare e che quindi cadrà. Sì, beh, direi, questa è l'anomalia di questo governo, un governo che non nasce su un consenso popolare. Quindi giustamente noi come Lega abbiamo sempre al centro della nostra attenzione il popolo, che è sovrano e a cui bisogna chiaramente riferirsi. I programmi che abbiamo sentito sono programmi veramente micidiali, tra l'altro sono programmi che noi, che siamo un partito territoriale che guarda appunto al nord, alla Padania, ovviamente nulla si sente dire di questo territorio, se non forse, anzi sicuramente, ancora un'ennesima sprematura per altri. Quindi la nostra opposizione era un'opposizione, quindi una non fiducia assolutamente certa e convinta. Questo però non vuol dire che, anzi, lavoreremo ancora più duramente, e se sono dei provvedimenti che al limite potranno essere anche accettabili, chiaramente li sosterremo. Allora, tantissime le vostre testimonianze, i vostri sms. L'Espresso pubblica che Palazzo Chigi nel 2010 è costato 4,7 miliardi, bravo Berlusca, megalomane, il solito pantalon paga, che schifo, che ne pensate? Senatore, ecco, su questi famosi costi della politica, insomma, c'è da sperare, insomma, che la politica dia finalmente il buon esempio, anche perché Monti è stato molto chiaro su questo, no? Ha detto basta privilegi, la fine delle province. Cosa succederà? La fine delle province, diciamo, questo fa già parte di un disegno di legge che è depositato in Parlamento e che è in fase di discussione. Poi diciamo, non è che poi Monti abbia la bacchetta magica, perché comunque poi Monti deve venire in Senato e alla Camera, e sui progetti e sulle idee che lui ha deve trovare il consenso popolare, perché adesso pensiamo che, avendo avuto 500 e rotti voti alla Camera e 280 voti al Senato, voglio dire, sia tutto quanto rose e fiori per lui, voglio dire, anzi forse è più difficile di quanto possa immaginare e di quanto chiaramente i numeri possono anche far credere. Però voglio fare una cosa, anche un piccolo esempio molto semplice, bravo, questa è la politica di Monti, ben ha fatto, e anche noi stiamo lavorando, in Parlamento lavorando per una razionalizzazione. Ora, ma perché è diventato senatore a vita? Fatemi capire, voglio dire, questo è un costo per il cittadino in più, cioè che ci azzecca questa nomina, specialmente se parliamo di costi della politica. Quindi non so se questo è, come dire, il sole del mattino, vedremo. Allora, un sms critico con la Lega, che secondo alcuni sms avrebbe dovuto partecipare o sostenere questo governo, secondo altri invece la Lega ha fatto bene a non appoggiarlo. Allora, Grigoletto, oggi un discorso di Bersani, anzi direi quasi di sentirlo. Bersani è stato su alcune posizioni proprio del Partito Democratico, nonostante appunto si dica e si stia dicendo che la politica abbia delegato ai tecnici il lavoro sporco, cioè una teoria che circola molto è che questa classe politica non sarebbe stata capace di fare i provvedimenti necessari per rialzare i destini del Paese, quindi avrebbe scaricato il barile addosso a questi professori che adesso dovranno, con più libertà, perché non ci sono problemi di consenso elettorale, di voti eccetera, alle viste, dovranno fare quello che la politica non è riuscita a fare. Però sentiamo cosa ha detto Bersani e poi sentiamo Grigoletto. Presidente del Consiglio, primo, noi tuteleremo
il suo governo verso chiunque volesse scaricare su di lui responsabilità che non ha. Mi auguro, caro Reguzzoni, che non sia così, perché se fosse così sia chiaro che noi non stiamo zitti, perché loro sono lì da un giorno, noi siamo qui da 3 anni, li abbiamo visto all'opera negli ultimi 8 anni su 10 e conosciamo la colla dei manifesti. Sia chiaro. Chiuso. Noi desideriamo che l'Italia torni al suo posto in Europa con la dignità di un paese fondatore. Bene, molto bene, Presidente, che noi riprendiamo il nostro posto fra le prime 3 realtà di questa Europa. Molto bene. Noi, cari leghisti, vi dico dove ci avete portato, con un esempio solo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di figli di immigrati che pagano le tasse e lavorano, che stanno andando a scuola, che parlano l'italiano e che non sono né immigrati né italiani, non sanno chi sono. È una vergogna. E in Europa ci si va con delle misure di civiltà. Non possiamo solo parlare alle tasche degli italiani, dobbiamo parlare anche al cuore degli italiani e al nostro stesso cuore che si è addormentato dopo la vostra cura. Basta, basta. Ho finito, io finisco con questo. Solo 10 giorni fa, dicasi 10 giorni fa, è avvenuto, si è chiusa qui in Parlamento una fase. Dopo solo 10 giorni siamo in un altro universo. Io non lo dico per tutti, guardate, per tutti, sentendomi solidale con tutto questo Parlamento. Io voglio dire questo, non so in quanti altri posti al mondo in analoghe condizioni, compresi i paesi che ci fanno la lezione, sarebbe stato possibile in 10 giorni un fatto di questo genere. Questo significa che alla fine siamo italiani e siamo ancora in condizione di stupire, solo che abbiamo fiducia in noi stessi. Allora, poi sentiremo Giuliano Ferrara, lo avremo in collegamento, sentiremo l'opinione del direttore del Foglio, ma io ho già letto che lui è tra quelli che dicono, Grigoletto, ma altro che vantarsi, cioè praticamente PDL e PD hanno delegato a questi tecnici dei compiti che non sono riusciti a realizzare. Potrebbe essere letta anche in questo modo, questa vicenda. In realtà quello che a me stupisce è, proprio come diceva Bersani nel suo intervento molto accalorato e molto sentito oggi, passionale alla Camera, a me stupisce sentire alcuni commenti di alcune forze politiche che fino all'altro giorno erano in maggioranza, erano al governo, ora, prima ancora che questo governo prenda la fiducia in Parlamento, alla Camera, già accusarlo di responsabilità e di colpe che evidentemente non ha, perché deve ancora di fatto operare. Mi stupisce molto anche il fatto che si dica che questo governo non sarebbe il frutto di un consenso da parte dei cittadini, perché la Costituzione parla chiaro. Nel momento in cui in Parlamento c'è una maggioranza che dà vita, che sostiene un governo, il governo è un governo legittimo, è un governo che si fonda sul consenso popolare perché ha il voto dei nostri rappresentanti, ed è un voto molto ampio, e quasi unanime, ed è quello che è necessario in questo momento di crisi che attraversa il nostro paese, una crisi mondiale certamente, ma che per quanto riguarda l'Italia porta anche delle precise responsabilità di quel governo, cioè che ha governato fino alla settimana scorsa, non fino a anni fa, fino alla settimana scorsa. E quindi ora passare, come cerca di fare la Lega, proprio dalla parte opposta, saltare sulla opposta barricata e lavarsi le mani della responsabilità che ha avuto fino a non più tardi di una settimana fa, giusto una settimana fa, mi sembra stucchevole. Mi domando anche se davvero
i dirigenti del Carroccio pensano davvero che i cittadini credano a questa bufala, credano a queste bugie, perché li abbiamo visti, come ha detto Bersani, all'opera fino alla settimana scorsa. È stato un governo fallimentare. Io saluto e sono contento in questo momento che il nostro Paese abbia questo governo, un governo di tecnici certamente, qualcuno l'ha chiamato, mi pare, il Foglio o Libero, forse un consiglio di facoltà più che un consiglio dei ministri. Ben venga, sinceramente ben venga, perché il governo che è appena uscito era un governo di nani e ballerine che ha portato al disastro che era sotto gli occhi di tutti. Non eravamo più credibili in Europa, le borse ce lo dicevano in tutti i modi, ce lo diceva l'Europa, era necessario un cambio di passo significativo. Ben venga un governo di questo tipo che, ripeto, ha un consenso amplissimo nei due rami del Parlamento, la condizione necessaria questa appunto per operare, per prendere quelle misure che saranno necessarie. Potranno essere misure anche draconiane, potranno essere misure anche molto aggressive, però in questo momento occorre rendersi conto, le forze politiche hanno la responsabilità di rendersi conto della gravità del momento. Forse sono i partiti, alcuni partiti, che non si rendono conto del rischio che stiamo attraversando come Paese Italia. Questo è il grosso problema, e questo però penso, io sono convinto, sentendo i cittadini, che ci sia la consapevolezza che è necessario appunto un governo di questo tipo, un governo Monti, che è l'ultima speranza che ha non solo il nostro Paese, ma, come ha detto qualcuno, anche la politica. Io, e concludo, direttore, non sono proprio d'accordo sul fatto che i partiti abbiano delegato la responsabilità della politica. I partiti sono in Parlamento, hanno la loro funzione, il loro compito. Il Presidente del Consiglio nel suo discorso in Senato e credo anche oggi alla Camera, anche se non ho seguito per intero la trasmissione alla Camera oggi, ieri comunque in Senato ha ribadito la centralità del Parlamento, ha fatto un omaggio molto chiaro e molto forte al ruolo fondamentale del Parlamento. Ripeto, quando un governo ha il consenso del Parlamento è un governo legittimato, ha il consenso del popolo perché ha il voto dei nostri rappresentanti. Allora, intanto oggi Silvana Camusso, segretaria della CGIL, ha detto ma questa non sarà equità fiscale e non saranno misure equilibrate, perché il non voler mettere la patrimoniale, l'ha detto il PDL, allora si pensa che il governo Monti non potrà metterla questa patrimoniale senza l'accordo con il PDL, salverà quindi i ricchi, i grandi capitali, le rendite finanziarie, e con l'ICI invece colpirà appunto ancora la middle class, la classe media italiana. E poi ha detto anche sul mercato del lavoro c'è molto da discutere, perché qua si parla di licenziamenti ma non si fa un progetto per l'occupazione, eccetera. Allora, Andrea Viviani, come la vedete voi dal vostro punto di vista questa situazione, insomma, della classe politica che praticamente lascia ad altri, a questi tecnici, la responsabilità di misure davvero molto, molto dure? Come premessa volevo ribadire che il Veneto, il sedicesimo governo, ritiene qualsiasi governo di questo Stato come il governo di un paese occupante, che occupa illegalmente il Veneto da 150 anni, tramite i famosi referendum del 1866 in Veneto e nel 61 nel resto d'Italia. Per quel che riguarda il governo Monti, per noi è stato un colpo di Stato orchestrato da buon Presidente della Repubblica, che di colpi di Stato ne capisce qualcosa. Ancora i nostri amici ungheresi si ricordano bene quello che disse nel 56. Un colpo di Stato che ha dato le chiavi del governo italiano in mano ai banchieri internazionali. Non per niente Monti è uno che ha fatto parte, o che forse fa ancora parte, della trilaterale di Rockefeller, che ha fatto parte o che fa parte ancora della Goldman Sachs e quant'altro, non si sa. E poi che dire del resto? In questi ultimi anni continuano i nostri politici con questo leitmotiv del dare spazio ai giovani, e vediamo questo governo a un'età media di 63 anni. Vabbè che l'Italia sta diventando paese di vecchi, però credo che qualche altro giovane ci potesse stare. Anche dal punto di vista delle donne, continuano a dire che dobbiamo dare spazio alle donne, però ce ne sono solo 3. A questo volevo fare una parentesi. Io ritengo che le quote rosa
siano un'offesa per le donne, perché obbligare le amministrazioni locali, statali o aziendali a avere un determinato numero di donne al loro interno perché la legge dice così, secondo me è una discriminazione. È come quella legge che impone alle grandi aziende di avere un determinato numero di persone diversamente abili. Secondo me, se io fossi una donna mi sentirei offesa da questo. E poi chi ce la farà o meno a risolvere i problemi, questo non potrò dirlo io, vedremo i risultati e vedremo quello che farà in futuro. Le premesse non sono del più rosee. Allora, questo è un segno evidente del fallimento della classe politica, questo dovrebbe farci riflettere. Allora, prima di sentire anche il parere di uno psicologo, perché insomma si dice spesso la politica è un manicomio, no? Sono tutti impazziti, folli, eccetera. Adesso tra un attimo sentiamo Giuliano Ferrara, saluto Guido Zecchin di Progetto Veneto, grazie per essere qui, è arrivato da Rovigo, c'era nebbia stasera? Sì, no? vengo dalla zona più povera e più nebbiosa purtroppo. Ecco, quindi grazie comunque per essere arrivato qui da noi e poi stiamo aspettando l'onorevole Fabio Gava che è stato definito dai suoi detrattori un traditore insieme a Giustina Destro perché sono di quei parlamentari che non avevano votato la fiducia a Berlusconi e che quindi aveva ottenuto solo 308 voti e per questo si era dovuto dimettere, dovrebbe arrivare adesso a momenti, ma sentiamo al telefono e lo ringraziamo per essere con noi il direttore del Foglio Giuliano Ferrara. Direttore, ecco, mi pare che tu ritenga insomma soprattutto il PDL colpevole di avere abdicato, di avere lasciato così questa gatta, sia pure questa gatta da pelare ad altri e quindi dando un pessimo esempio, così ti sentivo dire oggi. Ci siamo battuti con i nostri argomenti e senza pretendere di avere ragione contro la fine ingloriosa della parabola del Cavaliere, della parabola di Berlusconi. Siamo stati sconfitti come diciamo dei piccoli Napoleone in una piccola Waterloo, senza rimedio, senza possibilità di riscatto molto probabilmente. L'unico riscatto sarà continuare a vivere, a lavorare e a essere quello che siamo sempre stati. Gente non ipocrita che sa dire la verità. Alla Camera si è celebrata nella forma più incredibile la fuga ingloriosa dei Berluscones da ogni loro residua possibile responsabilità. Una classe dirigente che non è una classe dirigente, che ha perso il governo che aveva vinto dopo regolari elezioni politiche, che ha perso la faccia dando il là a un governo tecnico-politico ambiguo in cui la rispettabilità di chi lo presiede e dei ministri che lo compongono non riscatta la pessima qualità dell'operazione politica che rappresenta, fatta di violazione della sovranità nazionale italiana, fatta di violazione e sospensione della democrazia politica. Questa non classe dirigente è arrivata fino al punto di ammazzare in effigie, imbavagliandolo, il suo capo e impedirgli di pronunciare un discorso che avrebbe forse potuto dare una minima nota di finale dignità alla catastrofe del cosiddetto PDL, quel popolo delle libertà che si è acconciato a lasciare che le libertà e la principale delle libertà, il diritto di voto, esercitato in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Portogallo e in Spagna, fosse invece negato agli italiani. Una tremenda, inappellabile vergogna che richiede un forte giudizio di condanna da parte di tutte le persone per bene che hanno difeso in questi anni, nel bene e anche nel male, gente che non valeva la pena di essere difesa. Molto chiaro, direttore, grazie. Casomai ci sentiamo più tardi, ma so che hai degli impegni, per cui mi hai detto lasciami fare un monologo, vedi, te l'ho lasciato fare tranquillamente. Allora, dottor Leoni. Quello che dice Ferrara penso si commenti da sé per la durezza che ha, però volevo sottolineare l'atteggiamento di Monti in questi giorni nel dibattito parlamentare.
Io credo che Monti sia sicuramente una persona di grandissimo valore tecnico, ma guardate che si è mosso con una abilità consumata da un punto di vista politico. Ha cercato di non solleticare i peggiori istinti di chi esce, al nemico che esce ha fatto suo il motto Ponti d'Oro, ha dato continuità sostanziale con il programma economico varato nelle ultime 2 manovre e soprattutto ha sussurrato, perché questo è il termine che mi viene meglio, ha sussurrato quelli che saranno i provvedimenti principali dei prossimi mesi. Voglio dire che, permettetemi, questo probabilmente non è un governo tecnico, forse è il governo più politico che ci sia stato nella storia della Repubblica. Ed è un governo così politico che se dovessimo andare fino in fondo per capirne le dinamiche, noi dovremmo pensare che probabilmente segna la fine di una Repubblica, la Seconda Repubblica, che non ha dato grandi prove di sé, spero di non essere troppo ingeneroso su questo, e probabilmente aprirà una Terza Repubblica. Non a caso, voglio dire, i movimenti e le dinamiche che ci sono state, che hanno portato 3 ministri, e non sono 3 ministri a caso, quelli che sono entrati nel governo, mi riferisco a Corrado Passera, uno degli uomini più potenti d'Italia, mi riferisco a Lorenzo Ornaghi, il ministro dei beni culturali, e ad Andrea Riccardi, il ministro per l'integrazione. Sono 3 persone funzionali a un nuovo disegno politico, che è il disegno politico di una grande riaggregazione cattolica che è in atto, che è partita a Todi e che secondo me sarà inarrestabile nei prossimi mesi. Ecco, dottore, tra l'altro proprio a quella riunione di Todi, dove c'era anche, se non ricordo male, il cardinale Bagnasco, c'erano tutti coloro che poi sono stati nominati ministri. Non è proprio così casuale. Non è casuale, nel senso che la forza, voglio dire, è evidente che c'è stato un imprimatur, qualcuno ha detto del Vaticano, della Chiesa. Oggi il Papa tra l'altro ha incontrato in maniera molto cordiale il Presidente del Consiglio Monti all'aeroporto mentre il Papa era in partenza e non si erano mai visti prima, ma insomma si è vista una vicinanza e una comunanza che in altre occasioni non era stata riscontrata. Allora, Alfredo Giacon, caro PDL, avete avuto la possibilità di governare, non avete fatto nulla, fatevi da parte, così dice praticamente Giuliano Ferrara, ci ha detto poco fa nella sua intemerata. Sì, in effetti si vede poi anche che viene sottolineato anche dai telespettatori a casa. Adesso la società civile si aspetta una grande risposta da parte del nuovo governo Monti, soprattutto per dare un segno che siamo tutti chiamati a rispettare, e in primis quelli che lo devono rispettare sono quelli che ci hanno portato a queste conseguenze. Di conseguenza noi ci aspettiamo un taglio dei privilegi fin da ora, un taglio dei parlamentari che è tanto auspicato, ma non perché non sopportiamo o siamo invidiosi dei parlamentari, quanto perché ci si rende conto, vedendo anche altri paesi civili, che riescono ad avere una democrazia salda, forte e assicurare i servizi ai cittadini con meno della metà dei parlamentari che noi abbiamo. Di conseguenza questo è il segnale forte che ci si aspetta, perché in questo momento tutti siamo chiamati a fare i sacrifici, li vogliamo fare perché vogliamo salvare questo Paese, però vogliamo che chi ce li chiede faccia la prima mossa. Allora, una riflessione: la grande coalizione in Germania aveva rappresentanti politici di entrambi gli schieramenti al governo, in Italia oggi no, questo è il fallimento di tutta la nostra classe politica. Sono piuttosto duri, ecco, mediamente i giudizi, sono stati fatti dei sondaggi in queste ore e insomma molti rimproverano così alla classe politica di non aver saputo fare una grande coalizione, insomma di essere arrivati a questa soluzione che Bersani comunque giudicava di esempio, insomma, e metteva in risalto. Speriamo che Monti, forte del ruolo che svolgeva, non privilegi e favorisca le banche a discapito di noi cittadini. In realtà la prima cosa che ha detto subito Monti è stata: non pensiate che io appartenga ai poteri forti, anzi ce ne fossero di poteri forti in Italia, non ne ho mai visti, e per quanto riguarda
la mia indipendenza, ricordo che negli Stati Uniti mi chiamavano il Saddam Hussein, no? Perché andava contro le multinazionali ed era molto duro quando era nella commissione antitrust della BCE. Allora, Zecchin, Polesine, Rovigo, ricordiamo Rovigo, il Polesine proprio in questi giorni si è ricordata la madre di tutte le alluvioni, quella del 1951, ed è una zona dove ci sono tanti problemi, è un po' abbandonata, no? Mi pare, come zona. La nostra terra è una terra dove i disagi non mancano di sicuro. Soprattutto sta diventando la pattumiera del Veneto. Perché a un certo punto con la centrale a Porto Tolle già abbiamo la più alta percentuale di tumori grazie alle centrali che avevamo a petrolio, adesso avremo la centrale a carbone, per cui che non vengano a dirmi che c'è il carbone pulito, perché a questo non crediamo, nessuno di noi ci crede. Per cui ci troviamo veramente davanti alla situazione che se il carbone fosse pulito non l'avrebbero fatta a Porto Tolle. Poi la centrale è in mezzo al parco del Delta. Si dà il caso che quando il giudice Schiesaro andò ad indagare sulla vecchia centrale a olio combustibile, trovò diverse anomalie e alcuni piani di sicurezza costosi che dovevano essere operativi e non erano mai stati operativi. Per cui la gente si ammalava, moriva di cancro, lavorava e viveva nel Polesine. Perciò la mia terra è una terra fragile, io vivo in quella terra ed è fragile, ma è fragile non solo dal punto di vista economico, è fragile anche dal punto di vista logicamente idrogeologico per ovvi motivi. Ecco, senta, una terra fragile, no? Anche dal punto di vista occupazionale, che cosa si aspetta da un governo di tecnici che dovrà affondare il bisturi, insomma, nella carne viva dell'economia e soprattutto di una popolazione già abbastanza stremata? Qui appunto si parla tasse sulla casa, abbiamo detto prima, insomma sono molto deluso da tutte le classi dirigenti, a cominciare dalla regione Veneto che ci ha sempre abbandonato, perché a un certo punto non dimentichiamo che se il Polesine è ancora una terra, è diventata una terra attiva, lo è diventato semplicemente grazie alle bonifiche intelligenti che aveva fatto la Repubblica Serenissima, che non aveva mai dimenticato nessuno dei suoi territori, cosa che invece anche la regione Veneto in questo momento sta dimenticando che noi abbiamo una forte agricoltura, però non abbiamo logicamente industrie di trasformazione. Purtroppo questa è la realtà nella quale noi siamo costretti a vivere, cioè la terra è sempre stata abbastanza povera, eccetera. Quando l'agricoltura era importante, diciamo che poteva essere una terra dove a un certo punto c'era un modus vivendi abbastanza valido. Oggi che l'agricoltura è diventata fragile, diventa sempre più difficile. Allora, poi volevo dare una risposta, se mi permette un secondo, al discorso che ha fatto Giuliano Ferrara. Un governo legittimamente eletto, una classe politica legittimamente eletta. Io invece sono contrario a questo, perché quando i politici si sono proposti agli elettori non hanno detto io avrò il caso della Ruby, io avrò il caso della Minetti, io avrò il caso eccetera. Perciò se i cittadini avessero saputo a suo tempo quali erano le prospettive e qual era l'etica e la morale di qualche capo di governo, del quale io non faccio nome perché non è giusto, io non so se avrebbero eletto quella classe dirigente. Questo è il problema vero, perché una volta che uno si è insediato, è vero che è stato eletto dai cittadini, ma è altrettanto vero che i cittadini non ha detto la verità, non si è proposto con quello che dopo ha operato. Eletti con questa legge elettorale dove insomma non è che poi si scelgano proprio i parlamentari che vorremmo vedere in Parlamento. Bisogna finirla con le chiacchiere, fare i fatti ma fatti e finirla di spolpare i poveri cani che hanno lavorato tutta una vita. Allora volevo dire soltanto riguardo un altro SMS che in effetti sono state 36 le delegazioni che sono andate da Monti. Pensate, bipolarismo, ma 36 gruppi parlamentari, quindi noi Sud, qui Sud, Fratelli del Sud,
coesione nazionale, coesione territoriale, e chi più ne ha più ne metta. Ma volevo tornare adesso dal senatore Vaccari e tra l'altro darle al senatore una notizia che non so se ha avuto tempo di seguire, perché è successo poche ore fa, cioè un consigliere comunale della Lega a Venezia ha lasciato il Carroccio per passare all'UDC perché non si sente di non sostenere questo governo. Vediamo l'intervista che ha realizzato nella nostra redazione veneziana Lorenzo Munegato proprio pochi momenti dopo il fatto. Marco Zuanic, 12 anni di militanza e lavoro politico nella Lega Nord, è arrivata a una decisione sofferta, il passaggio all'UDC. Cosa è successo? Certo, è detto bene perché è stata veramente una scelta molto molto dura da parte mia. E cosa è successo? È successo che a Venezia non c'è, secondo il mio personale punto di vista, non c'è un laboratorio politico. In teoria Venezia dovrebbe essere la capitale della Padania e quindi invece naturalmente manca questo laboratorio politico, che però è stato sempre, perché Venezia è sempre stato un laboratorio politico anche diciamo da destra a sinistra, basta vedere la storia politica veneziana, e naturalmente all'interno della Lega Nord non c'era. E poi quindi questo in primo luogo. In secondo luogo naturalmente io avevo bisogno di respirare un'altra aria, un'aria più libera, un'aria più democratica, dove veramente uno può essere se stesso, quindi può crescere intellettualmente, può crescere individualmente e naturalmente dare il meglio di sé nel nome di Venezia. Sei passato all'UDC, un partito che non le ha risparmiate in questi mesi alla Lega Nord. Come mai? Ma sono passato all'UDC soprattutto perché comunque sia loro avevano, e non in campagna elettorale, soprattutto per voci di Ugo Bergamo, loro avevano pensato a una Venezia a statuto speciale. Quindi io assolutamente amo la mia città e quindi questo secondo me diventa adesso il mio sogno. Ecco, un sogno spezzato, lo dicevi prima, che è quello del federalismo. Allora, Gabriella Carlucci è passata all'UDC e più o meno diciamo, ce ne sono stati anche altri senatori. Come la valuta questa? Innanzitutto per me veramente il dato dell'ultima ora importante e delicato, e che vorrei qui citare nel Veneto, certo, secondo me è la morte di quel benzinaio vicino a Thiene. Esatto, a cioè, Thiene, sì. Sì, quello è il fatto, vorrei dire, non certamente il passaggio di un consigliere che liberamente, come tutti i cittadini, vuole dire può cambiare opinione, vuol dire andare da un partito all'altro. Questo direi che non fa notizia invece purtroppo questa barbaro aggressione che c'è stata, che poi è finita così tragicamente. Ma per quanto riguarda la scelta che ha fatto questa persona, lo direi, dimostra che tutti dicono che la Lega è un partito in cui non si può discutere, non si può parlare, non si può fare delle scelte, dimostra che uno lo può fare, quindi ha voluto cambiare partito, dico, ecco, siamo in un libero paese e l'ha fatto, appunto, non fa notizia, fa notizia quello che dicevo prima. Allora poi chiederemo all'onorevole Gava però se a volte questi cambiamenti che vengono fatti quando la barca è affondata o sta affondando sono fatti per ragioni nobili e per ideali condivisibili o apprezzabili, oppure per mero opportunismo. Adesso non so se è il caso, non voglio giudicare il caso che abbiamo appena citato, però molto spesso i politici cambiano casacca non perché si pentono improvvisamente delle posizioni che hanno preso, ma perché magari cambiando partito salvano la poltrona oppure trovano un'altra sistemazione. I ministri devono essere tecnici come in Francia, Germania, Gran Bretagna, in USA non devono essere politici, basta con l'escort al governo. Grigoletto, però torniamo alle tasche, poi se vuole il senatore anche su questo intervenire, cioè le tasche degli italiani, queste misure draconiane che stanno per rappresentare degli amari regali di Natale, perché insomma diceva
diceva il Presidente del Consiglio, non so se saremo un rasoio o un polmone artificiale, forse più un rasoio nei prossimi mesi, perché qui davvero proprio per distribuire equamente questi sacrifici, ammesso che poi avvenga, ma non c'è categoria che non venga colpita. Sì, mi sembra che questo sia uno dei principi ai quali Monti ha detto subito di ispirarsi, che è appunto quello dell'equità. Tutti quanti dobbiamo concorrere, tutti i ceti debbono poter portare un contributo per uscire da questa crisi, come giustamente anche un SMS che scorreva prima metteva in evidenza. È evidente che dei sacrifici devono essere fatti e non mi scandalizzerei però nemmeno tanto, ad esempio fa molto parlare, certo colpisce, fa molto parlare la reintroduzione dell'ICI, ma se pensate l'ICI, come ricordava anche Monti ieri al Senato, mi pare il senatore che lo dicesse in un passaggio, l'ICI è una tassa che pagano in tutti i paesi d'Europa. È stata tolta quella operazione così di immagine, di magia a cui ci aveva abituato Berlusconi proprio nell'ultima campagna, nell'ultima campagna elettorale, all'ultimo momento in quella trasmissione televisiva da Vespa, mi pare, in cui aveva, o quella precedente, esatto. Quella precedente. A togliere la l'ICI. No, è stato Berlusconi che in campagna elettorale ha detto Berlusconi in campagna elettorale, come promessa elettorale, alla fine della campagna elettorale, togliamo l'ICI sulla prima casa. Questa è la promessa che lui aveva fatto appunto in campagna elettorale, non è stato Prodi, è stato Berlusconi questo a farlo. Ma voglio dire, in tutti i paesi d'Europa si pone appunto, la si paga, e credo che sia, voglio dire, certo, pesa e dà fastidio, questo mi sembra chiaro, però tutti quanti credo che occorra contribuire. E del resto io penso che anche il governo tecnico abbia questo vantaggio, nel senso che non deve rispondere a interessi di una parte, a interessi meramente elettoralistici di una parte, e in questo senso mi dà molta fiducia, perché penso che possa davvero garantire quella misura e quella necessaria equità per cui non si colpisce soltanto una parte a scapito dell'altra, e questo purtroppo negli ultimi anni lo si è visto, e si possono fare anche delle scelte che questo governo, il governo uscente, il governo Berlusconi, non ha saputo né voluto fare, perché c'erano anche dei veti all'interno, perché alcuni provvedimenti Berlusconi che avrebbe voluto prendere non poteva prenderli perché la Lega glielo impediva, viceversa anche alcune cose che la Lega voleva fare Berlusconi non è riuscito a realizzarli. Lo stesso federalismo fiscale, mi sembra, senatore, si è limitato a 2 dei decreti, se non vado errato, a 3 o quanti sono, insomma, però diciamo che è stato assolutamente inefficace questo risultato non raggiunto, ecco. E probabilmente il governo Monti ci stupirà anche da questo punto di vista, perché ieri lo ha detto il nuovo Presidente del Consiglio, che farà molta attenzione proprio anche al federalismo fiscale, e credo che sarebbe questa un bel risultato, un bel traguardo se questo governo riuscisse a realizzare questo. Volevo anche dire un'ultima cosa, direttore, sul fatto delle numerosissime delegazioni che Monti ha ricevuto, ma che anche il Napolitano ha ricevuto al Quirinale sabato e domenica scorsa. Perché si è creato tutto quanto questo in un sistema che appunto dovrebbe essere bipolare? Certamente, come hanno rilevato anche gli altri ospiti questa sera, per il cambio di casacca di molti parlamentari. Ce ne sono stati che hanno cambiato casacca anche del PD, c'è stato qualcuno anche che... poi anche dall'Italia dei Valori, Scilipoti ed altri. Non ne parliamo, ma quello è un personaggio che attiene un po' all'eccentricità del costume, ormai non credo che si possa considerare classe politica, classe dirigente, ma lo stesso nostro parlamentare, non mi ricordo più il nome adesso, nostro ex, che ora è passato con Rutelli, Calearo, voglio dire, una scelta davvero disgustosa, direi dire. Però guardiamo bene la maggior parte da dove fuoriesce, da quale partito fuoriesce, no? E credo che del PDL, ed è un partito che andrà sempre più in frantumi, e tutte le uscite vengono da un partito che ormai ha perso una leadership, la sta sempre più perde ormai di credibilità, e credo che il sistema ormai di quel partito, ma forse anche il sistema così congegnato di contrapposizioni berlusconiane e anti-berlusconiane, ormai sia la frutta.
Allora, mi volete spiegare cosa fanno i parlamentari strapagati in Parlamento quando ci sono dei professori che sanno tutto, tutti a casa? Beh, ci vuole un governo, ci vuole un Parlamento, cioè questo è previsto dalla Costituzione, quindi non è che si possono, dice ci sono i professori e gli altri si accomodano. I professori dovranno confrontarsi col Parlamento, perché se il Parlamento non approva quanto il governo fa in una repubblica parlamentare, le cose non possono andare avanti e i governi per l'appunto cadono. Allora, i citasse giusta, la casa è stata costruita con sacrifici, pagando tutti gli oneri, molti devono ancora pagare il mutuo. Guardate che su questo c'è una specie di rivolta. Anche ieri sera abbiamo visto centinaia di SMS contro l'ICI sulla casa. Allora, dottor Leone. Ma io volevo sottolineare un aspetto sì, dell'intervento dell'amico che mi ha preceduto. Guardi, qui noi scontiamo un ventennio, il ventennio della Seconda Repubblica, che si è connotato proprio per il modo in cui è nato come un ventennio dove la qualità della politica è scesa. Abbiamo avuto la cooptazione come metodo di inserimento nelle classi dirigenti. La Prima Repubblica, tutto sommato, con tutte le ombre che ha avuto, con tutti gli scheletri che si portano negli armadi, selezionava una classe dirigente. C'era una gavetta, si partiva dalla sezione, si faceva il consigliere comunale per arrivare poi ad altri livelli. Nella Seconda Repubblica è passato un concetto pericolosissimo, che è quello che tutti possono improvvisarsi in politica. No, la politica è un'arte, richiede competenze, richiede conoscenze, non ci si improvvisa. Quando sento dire è un imprenditore, lei ha fatto un esempio lucidissimo su questo, è un imprenditore prestato alla politica, beh, voglio dire, non è una gran cosa, è un medico prestato alla politica. Poi i medici, quando fanno i ministri della sanità, di solito sono pessimi ministri della sanità, perché poi mi verrebbe da dire non un operaio prestato alla politica, che molte volte hanno molto più buon senso e molto più capacità. Allora, il nodo di fondo, voglio dire, è che abbiamo sbagliato probabilmente il sistema elettorale. Questo è un paese che non è fatto per il bipolarismo. Mi dispiace, io sono stato uno dell'8% che nel 93 ha votato contro il maggioritario. Io sono convinto che il bipolarismo non sia adatto alla nostra cultura, e prima ci facciamo una riflessione su questo, meglio sarà per tutti. Perché? Lo dicevo prima e volevo concludere il ragionamento. Guardate che il governo Monti, e trovo stucchevole giudicarlo oggi che deve ancora fare i primi passaggi, vediamolo poi alla prova di fatti. Il governo Monti, secondo il mio punto di vista, segna la fine di un'epoca. Darà certamente ai partiti il tempo per potersi ristrutturare, ma guardate che PDL e PD, questa è la mia visione, sono destinati a subire, non solo il PDL, anche il PD, sono destinati a subire una profonda scomposizione e ricomposizione su un quadro che ci ricollegherà alle buone tradizioni politiche che sono scomparse da questi paesi, e cioè la tradizione popolare, la tradizione socialista riformista, la tradizione di un localismo sul modello della CSU bavarese, perché questo, senatore, secondo me sarà il futuro possibile della Lega, di una sinistra radicale che ci vuole come stimolo, e quelli che dovranno fare una scelta di fondo, sapete chi saranno? Gli ex comunisti. Gli ex comunisti dovranno fare una scelta di fondo su come collocarsi, e forse dovranno pronunciare una parola per loro irriferibile, che siamo socialisti. Allora, Andrea Viviani, se governasse il Veneto, governo serenissimo, che sul versante appunto delle imposte, che politica adotterebbe? No? Perché il Veneto, gli imprenditori, insomma i veneti si lamentano sempre giustamente di una pressione fiscale spaventosa, delle mancate agevolazioni per le imprese, di uno Stato che assorbe tutto quello che dà il Veneto all'erario, restituendo delle briciole. Ma innanzitutto io volevo ribadire che secondo noi quello che sta succedendo non solo in Italia ma anche in tutta Europa, e se vogliamo in tutto il mondo, non è la crisi di un sistema economico che può essere quello italiano, quello americano, quello francese o quant'altro. Secondo noi è la crisi del capitalismo, di questo capitalismo che ci ha dato frutti per i primi 50-60 anni, ma che ora è finito. Il capitalismo, come tutte le ere economiche, ha un suo inizio e ha una sua fine. Ora dobbiamo capire se vogliamo ancora continuare con questo, continuare a produrre in maniera eccessiva e non riusciamo più a vendere, se vogliamo ancora continuare a costruire strade, capannoni, case in centri commerciali e quant'altro, che poi la gente non ci va a comprare, non ci va. Allora dobbiamo capire se
veramente il problema è un problema di un paese o di due, o se è il sistema economico. Secondo noi è il sistema economico che va cambiato. Ecco perché noi cerchiamo da qualche decina d'anni, abbiamo cominciato a studiare un progetto di autogestione, perché le piccole comunità devono cominciare ad autogestirsi. Questo vorrà dire quindi non essere più dipendenti da altri paesi dal punto di vista energetico o industriale o quant'altro. Mettiamo caso che fra un mese la Russia ci chiudi i rubinetti del gas, come facciamo a scaldarci? Che non abbiamo fonti di energia se non in minima parte. Secondo noi dobbiamo stravolgere il sistema economico, non solo veneto, non solo italiano, ma europeo e mondiale. Purtroppo finora persone e organizzazioni che portano avanti questo discorso non le abbiamo viste. E dal punto di vista delle imposte che lei prima mi diceva, noi pensavamo di fare delle imposte fisse per gli imprenditori, per i cittadini, togliere quelle imposte che non servono. Il signor Leone prima diceva che l'ICI è pagata in tutta Europa, quindi la dobbiamo pagare anche noi. Ma che vuol dire? Se uno va davanti, va nel fosso, ci vado anch'io. No? No, aveva detto Grigoletto. Ah, però, scusi, mi scusi. Ecco, però, Cioè, su questo... dobbiamo capire quelle imposte che sono giuste e quelle imposte che non sono giuste. No, qualcuno ha detto, sì, è vero che l'Italia rispetto ad altri paesi non ha l'ICI sulla casa, però in compenso ha delle tasse sugli stipendi dei dipendenti alla fonte che sono tremende, no? Nel senso che ci portano via metà dello stipendio. Non vi rendete conto, una volta ripristinata l'ICI il governo avrà ultimato il suo compito. Allora sono le 22, credo che stia per arrivare l'onorevole Fabio Gava e poi riprendiamo da Alfredo Giacon, di nuovo da Guido Zacchin, dal senatore Vaccari, Grigoletto, Andrea Viviani e il dottor Leoni, e ci rivediamo tra pochissimi istanti. State con noi, moltissimi gli SMS, grazie tante, grazie davvero, e ci rivediamo tra pochissimo. Insomma, Mario Monti, detto anche Super Mario in versione Full Monty, ricorderete quel famoso film di operai che si trasformarono in spogliarellisti per sbarcare il lunario, e all'epoca qualcuno disse sì, sono rimasti mutande, ma poi si sono subito prontamente ripresi. Allora, Alfredo Giacon, resteremo in mutande tutti quanti? Che cosa, cioè, qui noi la mettiamo sempre un po' a sorridere, però gli scenari che abbiamo davanti e soprattutto che hanno davanti i nostri figli sono abbastanza inquietanti. Bah, io devo dire che arrivando qui mi sono fermato a salutare un amico che ha un'azienda a Borgoricco, in provincia di Padova, e lancio un appello qui, visto che ci sono tantissime persone, anche sottolineato dagli SMS, che lui è disperatamente alla ricerca di qualcuno che vada in fabbrica da lui a lavorare, ha un'azienda che fa rotazionale e cerca personale, quindi mi ha ribadito che si appella anche a me che faccia questo, che lanci questo messaggio, perché non riesce a trovare personale per un'azienda di Borgoricco che si chiama Laser. Vi posso dare magari la prossima volta anche il numero di telefono, comunque si trova con facilità. Laser di Borgoricco, Laser SRL. Ecco, ci sono degli esempi virtuosi nel nostro territorio che non sono abbastanza evidenziati, non lo sono stati con il governo, perché magari avevano dei gettoni anche da dare a qualche petroliere che vuole che consumiamo fino all'ultima goccia di petrolio. Ci sono dei nuovi, c'è una nuova modo di interpretare il business che
si chiamava Green Economy, che si chiama nuovo modello di sviluppo, che comunque porta, ed è già una realtà nel nostro territorio, porta a far sì che ci siano aziende che guadagnano. Questo mio amico per esempio ha il 40% di fatturato in più rispetto all'anno scorso. Ci sono aziende come quella di un mio amico, altro padovano, che si chiama Filippo, che è un'azienda che si chiama 0100, 0 sprechi, 100 performance. Praticamente lui ha una genialata di idea che funziona. Praticamente ricicla le scorie nere di acciaieria, quindi un rifiuto speciale, considerato un rifiuto speciale che costa a noi cittadini e costa all'azienda smaltirlo nelle discariche. Recupera questo rifiuto speciale, scarto nero di acciaieria, e lo utilizza come materia prima secondaria per produrre l'asfalto drenante. E fa due azioni che sono strepitose. La prima ci toglie il problema del rifiuto speciale utilizzandolo, la seconda toglie il problema di creare nuove cave che estraggono il ghiaino e di conseguenza viene utilizzato uno scarto che 10 anni fa veniva buttato in discarica e viene impreziosito e arricchito. E ci sono tantissime di queste realtà positive nel nostro territorio. Mi meraviglio molto che la Regione Veneto non faccia niente per questi giovani imprenditori che saranno il futuro. Le prossime generazioni devono avere la possibilità di iniziare un'attività che sia complementare a un nuovo modello di sviluppo, perché come diceva l'amico Serenissimo prima, questo sistema capitalistico, questo sistema di sviluppo è assolutamente il capolinea. Ormai non si può foraggiare un ramo secco che sta ormai morendo. Bisogna invece puntare sulle nuove tecnologie. Siamo nel 2011, abbiamo la tecnologia per far sì che il cittadino, le persone spendano meno in bolletta. Per esempio l'energia elettrica, l'illuminazione con i LED, si toglie uno zero dalla bolletta e uno zero dai consumi. Non abbiamo più la possibilità di sprecare le energie restando ancorati al vecchio. Per questo secondo me c'è anche bisogno di una nuova generazione di politici che abbiano una visione molto più ampia che non quella che fino adesso ci ha portato a questo risultato. Allora saluto e ringrazio l'onorevole Fabio Gava. Buonasera onorevole. Buonasera, grazie a voi. Per essere Scusate qui il con noi. ritardo. Succede. Senta, come vanno le cose adesso con Berlusconi? Vi saluta ancora? Dico, avete ancora rapporti o proprio dopo avervi definiti traditori, lei, Giustina Destro e altri parlamentari PDL che si sono staccati dal partito, ha ripreso qualche contatto? Cioè è rimasto un... Comunque. No, devo dire che non abbiamo mai avuto occasione di rincontrarci, ma d'altra parte credo che almeno per quanto mi riguarda la questione fosse già consumata nella mia non partecipazione al voto del 14 ottobre, perché io sono tra quelli che comunque non sono stato chiamato prima del martedì dei 308 voti, mentre altri miei colleghi sono stati chiamati, alcuni sono andati, alcuni non sono andati, alcuni hanno risposto con una lettera, e quindi probabilmente considerava, anche perché noi avevamo già avuto un colloquio a tu per tu, considerava la mia posizione politica forse una posizione politica non recuperabile. Peraltro io sono ancora iscritto al partito, anche se sono al gruppo misto, ovviamente in attesa di capire come si evolverà la politica italiana. Venendo qui sentivo un'intervista a Radio 24 dell'ex ministro Maroni, quale tra le altre cose diceva due questioni molto importanti. La prima questione è che ovviamente la funzione in questo momento della Lega in Parlamento sarà quella dell'opposizione, e il secondo aspetto lui diceva in realtà questo governo ha all'interno un progetto di cambiamento del quadro politico italiano, che non si dice, che non traspare in maniera evidente, ma per chi si occupa di politica questo può essere un aspetto che si può notare. Io non so se sia così, certamente ho apprezzato, come dire, il tono sobrio e assolutamente understatement con cui il Presidente del Consiglio, il nuovo Presidente del Consiglio e i suoi ministri si sono presentati in Parlamento. Poi ovviamente adesso valuteremo caso per caso sulla base di provvedimenti che verranno dal governo, essendo peraltro evidente che il Parlamento oggi non viene messo in un angolo, anzi acquista una maggiore centralità, perché una delle caratteristiche negative di questa legislatura era stato il fatto che non erano state praticamente consentite alcune iniziative di legge di tipo parlamentare, o comunque molto poche,
con la spiegazione che non c'erano fondi a sufficienza. È ovvio che, non che sui fondi ci siano, ma è ovvio che un Parlamento diciamo che non partecipa direttamente alla gestione governativa è evidentemente anche più libero di sviluppare interventi legislativi, azioni legislative, soprattutto nell'ambito delle riforme, che potrebbero essere anche molto importanti. Quindi io credo che dipenderà dal Parlamento se sarà in grado di avere una presenza forte e comunque centrale, quale oggi il suo ruolo gli consente, oppure di essere invece marginalizzato e solamente diciamo, in grado di rispondere positivamente o negativamente a quelle che saranno le proposte che verranno da parte del governo. Senta, io immagino che voi non pensaste che le cose andassero a finire in questo modo, no? Cioè quando è successo, quando c'è stato lo strappo, effettivamente io penso che sia lei che Giustina Destra pensaste che si andasse a elezioni, perché è un po' paradossale adesso che chi ha, diciamo, si è staccato, si è svincolato dal PDL, adesso si ritrovi in questa enorme compagine trasversale di parlamentari che praticamente guardano dall'alto all'operato di un governo che non c'entra niente col Parlamento, insomma, no? Allora, in realtà quando noi abbiamo assunto le decisioni che abbiamo assunto, l'abbiamo fatto alla luce del sole in maniera molto trasparente. Non abbiamo fatto i franchi tiratori, non abbiamo tirato coltellate alle spalle, abbiamo detto pubblicamente quali erano le ragioni del nostro dissenso. Scusi, voglio fare il cattivo, una volta tanto devo fare, ma non è stato un po' come dire in ritardo questa decisione? Voglio dire, se uno, no, forse sì, se uno lo decide a no, metà, ma qui quando le cose stavano andando... forse sì, no, noi in realtà avevamo sperato da quando era cominciato questo aspetto che ci fosse un'iniziativa autonoma del Presidente del Consiglio, e continuiamo a ritenere che un mese fa, perché purtroppo la politica in questi tempi ha avuto un'accelerazione vertiginosa, io penso che anche solo un mese fa il Presidente del Consiglio avrebbe potuto gestire direttamente questa transizione, avere un altro governo, una maggioranza più allargata, probabilmente non questa maggioranza, ma una maggioranza sicuramente più omogenea rispetto anche alla tradizione passata, rispetto a quello che poteva essere anche la coalizione della prossima appuntamento elettorale. Invece evidentemente ha, per ragioni sue o per ragioni di cattivi consiglieri, non lo so, ha assunto una posizione da bunker, una posizione di difesa ad oltranza, che lo ha portato suo malgrado in una situazione che poi dopo non ha più gestito direttamente. Anche nella vicenda del martedì in cui sono stati 308 voti, non è che la questione si sia risolta in quel momento. Voi ricorderete tutti che il Presidente del Consiglio andò al Quirinale, promise di dimettersi dopo la legge finanziaria, ovviamente spiegò che la legge finanziaria doveva avere i suoi tempi di applicazione perché non intendeva chiedere la fiducia dato il momento politico particolare sia al Senato che alla Camera. Il ministro Brunetta la spiegò molto bene in un'intervista del giorno successivo. In pratica si diceva 2 settimane al Senato più 2 settimane alla Camera, si arriva sostanzialmente ai primi di dicembre. A questo punto si ripeteva la stessa situazione probabilmente di un anno fa, in cui un mese era sufficiente per ricomprare qualche parlamentare, per ricompattare la maggioranza come invece è stato e come si è detto. Sì. Poi a quel punto, proprio perché l'impressione era che ci fosse l'intenzione di fare melina, arrivò la batosta del giovedì, che è quella che ha determinato definitivamente poi l'evoluzione di questa situazione. Allora, Senatore, voi ci sarà, è ipotizzabile un ritorno della Lega a un governo dove ci fosse di nuovo Berlusconi, il PDL, magari rifondato, un nuovo PDL, insomma un nuovo centrodestra, dove però la Lega possa in qualche modo rientrare, o è una rottura ormai definitiva secondo lei? Noi abbiamo fatto un accordo politico nel 2008 preciso su un programma che per noi era il federalismo, quindi gli accordi politici si fanno su programmi. Qui abbiamo visto tra l'altro nascere un governo che non è fatto neanche su un programma di costruire qualcosa, è stata fatta un'abile mossa da parte del PD per far cadere Berlusconi e voler prendere in mano la partita.
quello che diceva prima il Goletto, no? Sì, ecco, mi pare era molto evidente, addirittura quello che doveva essere un governo tecnico, dalle sue parole l'ho quasi sentito diventare un governo del PD in certo qual modo, no? Ecco, dagli interventi fatti. Condivido appunto invece la visione che questa è un'abile mossa in effetti per cercare di ritornare, io non direi una terza repubblica, ritornare a una prima repubblica, cioè in un certo qual modo, cioè ritornare... No, ma nel senso, voglio dire, ecco, nel senso di quel modello, no, ecco, di quei modelli che lei ricordava, che forse sono anche poi innaturati dentro a noi, no, ecco, fanno parte un po' forse anche del nostro vissuto, del nostro trascorso, del nostro anche un po' individualismo che esiste, no, ecco, il nostro particolarismo e altre cose. Quindi, ripeto, la Lega è sicuramente, come è stato detto, è un partito che è territoriale, lavora soltanto per una realtà molto precisa, quindi non ha bisogno di fare patti o pattucci con nessuno, fa accordi di coalizione e rispetta gli accordi di coalizione fatti, anche se a volte questi ci sono accostati, abbiamo anche pagato per questo, ma siamo leali su questo, e quindi domani vedremo se ci sono le condizioni con chi per fare eventualmente altri accordi. Noi siamo comunque un partito che ci riteniamo assolutamente indipendente ed autonomo, in grado di avere propri uomini, persone, idee, programmi, come dire, ecco, per governare autonomamente. Infatti nelle realtà in cui siamo presenti, direi, ecco, ci si presenta ai cittadini tendenzialmente e maggiormente, se possibile, ecco, come dire, da soli. È chiaro che su un accordo, su un governo di tipo nazionale, dove noi siamo soltanto in una parte solo del paese, a volte le coalizioni sono anche un po' tattiche e strategiche agli obiettivi, ma sono fatti sul programma e sulle idee. Mentre qui abbiamo visto il tutto e il contrario di tutto, cioè abbiamo visto un partito che dice che deve essere da parte dei lavoratori, delle parti deboli, ecco, che appoggia e sostiene un governo in cui, e attenzione, non stiamo parlando non vogliamo fare un discorso sulle persone, sono tutte dal Presidente Monti agli altri, persone sicuramente competenti, capaci, anche che hanno dimostrato in passato anche esperienza, ecco. Ma appoggia un governo in cui all'interno, ad esempio, c'è l'ex, ormai si è dimesso, amministratore delegato di una delle più grandi banche italiane europee, che ha messo in ginocchio le imprese e le famiglie per quello che riguarda i prestiti e il credito, voglio dire. O c'è una follia complessiva che ha al momento nell'euforia di questo grande abbattimento di Berlusconi fatto perdere il senno, voglio dire, a tutto il PD, o veramente mi pare una cosa che è assurda e scoppierà, perché voglio dire, ecco, voglio vedere adesso votare idee che sono su molti progetti, argomenti, si sono giustamente sempre confrontati in Parlamento, il PD e il PD da una parte e dall'altra. Adesso pensare che vadano... devono andare d'accordo, diciamo, in qualche modo. Vedremo, chiaramente io auspico che il Paese vada avanti chiaramente nella crisi in cui è, non sono qui a pensare a un fallimento del Paese, però ecco, andiamo cauti. Allora, onorevole Gaba, poi sentiamo ancora Leoni, di nuovo anche Zecchin che ha parlato meno. Prima abbiamo telefonato a Giuliano Ferrara, no? Ed è un giudizio durissimo del direttore del Foglio su quelli che lui chiama i Berluscones. Dice non vale la pena di difenderli, non hanno fatto quello che dovevano fare, hanno abdicato il potere, l'hanno lasciato in mano mi pare anche abbia usato dei termini piuttosto duri, no? Il Berlusconi, cioè il PDL, lui intende tutto il PDL che avrebbe dovuto combattere. Che adesso non dovrebbe dovuto dare. Ma sì, questa è una posizione che Ferrara sta assumendo insieme anche agli altri due direttori del centrodestra. Io personalmente ritengo, non parlo di Ferrara in questo caso, perché probabilmente lui è uno anche che è talmente intelligente che si innamora anche delle proprie idee. Però credo che i due giornali universalmente riconosciuti di centrodestra, in realtà sono tre perché c'è anche il Tempo, ma mi riferisco a quelli più letti, cioè il Giornale Nuovo e il Libero, non abbiano fatto un gran favore in questi anni al centrodestra. Hanno creato una situazione di centrodestra populista, hanno determinato con i loro attacchi, forse voluti o non voluti,
dal capo, non lo so, anche la scissione con una parte del PDL, di Fini in pratica, e la creazione di FLI, quindi sono in qualche misura in parte responsabili del disastro che la maggioranza si è autodeterminata in questa legislatura. Io credo che questo non lo dico perché è qui Vaccari, ma non è certamente una responsabilità dell'alleato, però noi avevamo vinto le elezioni con una delle maggioranze più alte della storia della Repubblica. Avevamo per la prima volta la sinistra non rappresentata dalla sinistra antagonista, non c'erano né Verdi né Fondazione Comunista né Sinistra e Libertà, quindi avevamo di fronte un partito democratico che insomma è un partito che certamente ha caratteristiche diverse rispetto a quelli che ho citato. Una parte dell'opposizione addirittura era rappresentata da un ex alleato come Casini. Quindi io credo che ci fossero tutte le condizioni per fare le riforme e rivoltare l'Italia come un calzino. E quello che è successo si è visto, è sotto gli occhi di tutti, credo che la responsabilità di queste ultime settimane va ricercata in queste ragioni e non certamente nel comportamento forse disperato, forse un po' folle. Io scherzando ho detto che come Berlusconi sul mio comodino ho l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. L'ho detto ovviamente come battuta, ma in realtà penso che forse un po' di follia l'ho avuta nell'assumermi questa responsabilità. L'ho fatto però con la coscienza a posto, ma credo che non sia addebitabile a questi 8, ma sia addebitabile a tutto quello che non è successo nei mesi precedenti. Io ho avuto la sensazione che le cose non potessero più andare avanti così da quest'estate, cioè dalla manovra di luglio in avanti era evidente che questa maggioranza non era più in grado di affrontare la situazione emergenziale che si era venuta a creare, non solo per il fatto che i numeri erano risicati, ma anche perché su alcune questioni di fondo legittimamente le posizioni, ad esempio all'interno dei due alleati PDL e Lega, erano divergenti, fortemente divergenti. Penso solo alle pensioni di anzianità, ad esempio. E quindi è evidente che non si sarebbe stati più in grado di affrontare questa crisi. È ovvio che la risposta potevano essere le elezioni, questo governo non sarebbe durato molto di più. Il punto è capire se le elezioni erano utili in una situazione di questo genere, soprattutto con questa legge elettorale, o se invece fosse più utile fare uno sforzo del tipo di quello che abbiamo fatto. Ovviamente solo il tempo dirà se è stata fatta una scelta giusta oppure no. Allora, onorevole Gava, anch'io ho nostalgia di Forza Italia, ma indietro non si torna, bisogna pensare al futuro. Tra l'altro oggi Corriere del Veneto parlava di un possibile ritorno in grande stile del governatore Galan, che vorrebbe riappropriarsi del partito, rifondarlo in Veneto. Un altro sms diceva: Leoni, l'età media di questo governo è 63 anni, no? Quindi è un governo dove il largo ai giovani non è stato in qualche modo praticato. Sì. No, vede, a me non preoccupa particolarmente che l'età media sia di 63 anni, perché poi in questa a volte eccessiva enfasi data all'anagrafe si trascura che lo spirito vitale, la capacità progettuale è indipendente dall'età, quindi se ci sono persone serie in un governo, e indubbiamente in questo governo ci sono delle persone di alto profilo, credo possa essere accettato. Teniamo presente che io credo che questo sia un momento di decantazione necessario al Paese. Qui dobbiamo ritrovare tutti il senso della misura, della sobrietà, di quella politica pacata, non urlata. Il clima da guerra civile che abbiamo vissuto in questi anni, io vorrei veramente, e non lo dico così per buonismo sciocco, ma perché è una necessità del Paese di ricostruire una coesione sociale vera e propria. Ma lei non crede che questa sia una luna di miele iniziale che poi scoppieranno subito i contrasti? Io credo che chi pensa di staccare la spina a Monti si farà molto male. Sono assolutamente convinto di questo. Ma deve toglierselo dalla testa. Chi vuole staccare la spina a Monti si farà molto male. Perché questo, ripeto, è un governo che ha un orizzonte davanti di 15-16 mesi, mica anni voglio dire, quindi un periodo breve, intenso, che dovrà fare alcune cose. Alcune cose sono state delineate, ma c'erano già, voglio dire, nel programma di governo, ed è stato molto abile Monti a riproporlo nel dibattito alla Camera. Su due aspetti io sono preoccupato e sono stati poco colti anche dai media nazionali. Il primo riguarda la politica estera. Io credo che da questo punto di vista è l'anello forse più debole che esiste.
Però qui occorre un grande sforzo di ricucitura di rapporti. Ha fatto una dichiarazione oggi in questo senso confortante il Presidente eletto rispetto agli altri partner europei. L'Europa si salva insieme, ma se pensiamo di staccarci ora uno ora l'altro moriremo tutti quanti. E solo unita l'Europa potrà contrastare questa aggressione terribile che è in atto da mesi nei suoi confronti, puntando l'asse sul Mediterraneo, e noi abbiamo una posizione privilegiata anche in termini economici. Sarà il Mediterraneo a diventare l'epicentro, non il Baltico, il Mediterraneo. La seconda cosa che volevo sottolineare, e quella che mi preoccupa di più, e lancio una cosa che non si esaurisce questa sera, però direttore, è una cosa estremamente grave, è quella delle privatizzazioni. Le privatizzazioni sono contenute larvatamente nel programma di governo, ma guardate che questi 20 anni sono nati all'insegna delle privatizzazioni. La ricordate l'operazione Britannia, che qualcuno la vede come un omaggio al complottismo di Maniera? L'operazione Britannia, 2 giugno 1992, nel panfilo Britannia della corona inglese, al largo di Civitavecchia, vide un incontro estremamente importante e riservato tra i membri della City, tra grossi esponenti bancari e alcuni personaggi italiani di primissimo piano che hanno fatto una carriera sfolgorante e hanno avuto tutto il cursus honorum possibile. Ebbene, da quell'incontro nacque un piano di... Come? C'era Amato. C'era tra gli altri Amato, c'era anche Romano Prodi e c'era Mario Draghi, che ebbe l'avvertenza di stare pochi minuti all'interno di quel panfilo e poi si fece una gita di riporto. Ma al di là del folklore, la cosa importante è che lì si decise il piano di privatizzazioni che portò tra il 95 e il 2000, attenzione, tra il 95 e il 2000, che fu un grande scandalo, e fu un grande scandalo, a 200.000 miliardi di privatizzazioni, una cifra mai vista in tutta Europa. Ci siamo privati di gioielli di Stato che producevano redditi, che producevano veramente utili per il Paese. Questo io lo reputo lo scandalo più grande che l'Italia ha vissuto nella Seconda Repubblica. Non dobbiamo più ripeterlo. Fatalità, il governo tecnico ha le stesse idee di un governo politico, nessuno degli esperti dice di dimezzare le paghe a Roma. Oggi sorpresa per un Zecchin, sentiamo cosa ne pensa lei, un bigliettino che Enrico Letta ha mandato a Monti, che è una macchina fotografica ripresa, Ma è un Enrico, ma qualcuno ha pensato... No, io vorrei partire da Lici. No, scusi, no, diceva questo bigliettino a Monti, se hai bisogno di me sono disponibile. Poi qualcuno ha detto Letta, non so se... Che altro Enrico potrebbe essere? Ma ce ne sarà, penso, su 630, più di uno. D'altronde i Letta sono 2. No, ma poi Enrico Letta è comunque d'accordo con Monti, insomma, lo sappiamo che lo appoggia. Prego. Volevo dire qualcosa a proposito del Lici. Allora, la Lega si era proposta come il partito del federalismo, come il partito di essere più vicino ai cittadini. Allora, l'istituzione più vicina ai cittadini è il sindaco, logicamente. Hanno tagliato l'ICI sulla prima casa, che era quell'imposta che andava al sindaco per dare maggiori servizi ai propri cittadini, ma non ha tagliato l'IRPEF, che invece andava a Roma perché doveva andare in solidarietà con gli altri. A questo punto io mi chiedo di quale federalismo si può parlare quando la base di tutto era proprio tagliare prima l'IRPEF e dopo semmai l'ICI. Comunque l'ICI con una buona franchigia può anche essere dimesso, perché logicamente ha tagliato l'ICI tanto al piccolo appartamento quanto al castello. E per dirla con una battuta, diceva un amico mio, siccome che mi ho un mutuo molto alto, la casa le dà banca, deve farlo pagare l'ICI dalla banca. Mi pare anche giusto. D'altronde in questo momento particolare, mai come oggi nella globalizzazione, il potere finanziario è così potente, tanto da dominare il potere politico, il potere economico e tutti i poteri della nazione. Cioè noi vediamo che un potere finanziario globale, che non sappiamo la società da dove viene, non sappiamo la finanza da dove viene, può venire dal Marocco come può venire dalla Libia o come può venire dalla Cina, compra fabbriche, mette in ginocchio una nazione fregandosene di tutto quello, di tutti i disagi che può creare, pur di avere un proprio tornaconto. Questo è il classico gioco massonico che è sempre stato fatto.
Dopo, per quanto riguardava, che parlavamo prima dell'occupazione, sentivo una relazione del professor Mattioli, che credo che sia il più grande esperto per quanto riguarda l'energia in Italia. Diceva, la Germania impiega per la produzione di energia rinnovabile circa 800.000 persone, in Italia ne abbiamo 20.000. Loro i cassa integrati li hanno saputi travasare per la produzione di energie rinnovabili al punto da arrivare al punto di regalare i pannelli solari, pagare solo l'installazione. E oggi sappiamo quanto copre la Germania con energie rinnovabili. Questo è un punto nel quale, ecco come si poteva fare occupazione, spingendo molto di più sulle energie rinnovabili, i soldi risparmiati dal petrolio e comunque da energie fossili sarebbero stati utilissimi per dare più dignità ai cassa integrati. Credo che questo sia... Benissimo, sono tutti bravi a pagare i debiti con i soldi degli altri, Monti è ancora più bravo che aumenta tutto, ma non aumenta le pensioni. Vergogna, siamo peggio dell'Argentina di anni fa. Vediamo un attimo, rivediamo uno sketch andato in onda da Striscia la Notizia, una polemica tra Di Pietro e il comico Ballantini che faceva la parte di Alfano. Che vogliamo fare? Montalfano sono. A Monti forse io non l'hai dico... capito, sì. forse non l'hai capito, è finito il tempo come dei ridolini, basta fare la commedia adesso, è finito anche questo programma, non c'è più tempo del programma, è finito, è tempo di fare delle cose serie, andate a casa pure voi, su, non faccia il precario a vita pure lei. Addirittura, A cosa voleva alludere l'onorevole Di Pietro in tono così grave? Ecco, allora c'è stata una polemica di Antonio Ricci nei confronti di Di Pietro perché per la frase andate anche voi a casa che siete precari, allora hanno chiesto a Di Pietro se intendeva associare il destino di Berlusconi a quello dei dipendenti delle aziende medie, se no che senso aveva. Allora lì Di Pietro si è un po' arrampicato sui vetri, ha detto no, non intendevo questo, insomma si è giustificato. Qui c'è Ballantini che discute, vedete, ancora truccato, che discute, si è tolto qualcosa, ma insomma gli è rimasta la parrucca all'Alfano e Di Pietro che cerca di trovare, diciamo, delle spiegazioni. Come mai Di Pietro fin dall'inizio all'inizio ha detto non sosterremo questo governo, dopo 3 ore la base che si rivoltava ha deciso invece di sostenere? Sì, è perché anche lì ci sono forse dei gettoni, non lo so, il problema alla fine di Di Pietro adesso rispecchia un pochino il problema della politica italiana. La politica italiana anche adesso, visto che ci sono anche 2 eminenti rappresentanti delle nostre istituzioni, la politica italiana fino a questo momento ha dato negli ultimi 7-8 anni degli esempi veramente poco edificanti e anche la società civile a un certo punto in questi momenti si è trovata un passo più avanti rispetto alla classe politica. Certi stili di vita sono già stati intrapresi, certe spinte a rinnovarsi, a rimettersi in discussione, a intraprendere un nuovo modello di sviluppo sostenibile sono già stati portati avanti e paradossalmente senza l'aiuto di nessuna forza politica, passati inosservati, anzi anche a volte diciamo si sono trovati in concorrenza sleale con alcune attività che magari potevano aver dato una mano in qualche modo a delle elezioni di personaggi. Io ho tanti amici imprenditori che hanno ereditato da famiglia la propria attività e quelli che sono riusciti a avere la visione più fresca guardandosi intorno, avendo viaggiato, anche perché viaggiare, vedere degli esempi, dei modelli che ci sono, si parlava prima della Germania, ci sono degli interventi dell'Austria. Com'è possibile che in Austria la benzina costi 1,4 quando in Italia costa 1,6? Cioè siamo in Europa, si paga in euro. Com'è possibile che in Austria non si paga l'ICI sulla prima casa e invece qui si torna a parlare di ICI? Com'è possibile? Io dal 2007 a quest'anno ho vissuto più negli Stati Uniti che in Italia e ogni volta che torno a casa è un impatto devastante perché
nel Rhode Island, dove c'è Newport, non ci sono tasse, è uno stato dove non ci sono tasse. Il resto degli Stati Uniti le tasse, l'IVA chiamiamola così, è il 7%. Cioè, e lì hanno i servizi, lasciamo stare il discorso dopo, perché sarebbe un po' complicato, il discorso sanitario lasciamolo stare, anche perché comunque in busta paga non ci sono le trattenute, quindi prendono il doppio. Cioè, ci sono tante cose che si possono importare. Naturalmente in 3 minuti non è possibile per me spiegare, però bisogna un attimino che ci facciamo tutti quanti un esame di coscienza, ci mettiamo d'accordo e ci mettiamo uniti a avere questo salto d'orgoglio per far sì che l'Italia ricominci ad essere quella potenza industriale che era fino a qualche anno fa. L'unica cosa per ritornare ad essere una potenza industriale è l'innovazione, la ricerca e l'ottimismo. Non parliamo, lo mettiamo tra i punti principali l'ottimismo, perché qui io vedo tantissimi sms. Lei è berlusconiano? No. Vedo tantissimi sms di persone, anche di giovani, che non hanno più neanche il coraggio di mettersi in gioco, vogliono magari che qualcosa gli arrivi dall'alto. Questo non è possibile, dobbiamo innanzitutto credere in noi stessi e credere nel futuro, perché una mano dall'alto in questo momento non ci arriverà mai. Bravissimo. Allora, senatore, volevo intervenire solo per fare alcune chiarezze su alcuni argomenti che ho sentito, anche perché, a parte che lo sanno i nostri ascoltatori, forse è meglio anche ripetere. Allora, ICI su prima casa non c'entrano i castelli, non è che l'ICI sui castelli non si paga, ecco, perché se noi cominciamo a far credere tutto e il contrario di tutto in questo paese, bisogna essere un pochino anche precisi e seri nel dare. No, vabbè, ma le metafore, stiamo parlando di fronte alla gente, dobbiamo anche dire quello che stanno le cose. Sull'ICI, tra l'altro, come diceva giustamente Leoni, guarda che è stato Prodi che sulla prima casa l'aveva abbassata quasi del tutto, poi Berlusconi l'ha azzerata. Ma sì, no, ma io dico, era partito Prodi, poi diceva di no, per cui io diamo, cioè, giusto quello che diceva prima anche, appunto, anche Leoni. Poi sulla politica, io sono politico, chiaramente accetto tutte le critiche del caso, vengo adesso anche da una importante riunione che ha fatto gli Unioni Artigiani a Belluno, dove hanno bastonato la politica che di più non si può. Però ci sarà un motivo. Usciamo anche, diciamo così, dai grandi sistemi e parliamo un po' delle persone. Se personalmente ritenete che ho sbagliato, mi dite dove ho sbagliato. Perché se no è come dire che... Ma lei è qui in rappresentanza del suo partito? Ma è come dire che tutti gli automobilisti... ma è come dire che tutti i sistemi automobilisti che qualcuno passa col rosso, non possiamo dire che sono tutti quanti che sono delinquenti sulle strade. Oppure c'è qualcuno che anche come imprenditori evade le tasse, io non vado a dire che tutti gli imprenditori sono degli evasori, perché è facile ad un momento generalizzare e colpevolizzare tutta una classe per degli errori che comunque possono anche aver fatto anche qualcuno. Io dico, mi faccio ma carico ce l'hanno della con le politica istituzioni, le istituzioni sono rappresentate da voi, questo è il discorso. Sì, ma vabbè, insomma, non è una cosa astratta. Beh, intanto va bene, ma non è... Ma in America, lo dico, non possiamo dire che tutta l'America è un paese eccezionale, no, ci sono stati degli stati che addirittura sono falliti in America, quindi perché hanno sbagliato anche le politiche fiscali, quindi non è detto che tutte le politiche fiscali in America siano perfette. Ecco, no, perché sembra che poi sia il grande sistema che mette a posto tutti, e così non è. Termino così in maniera molto... Non si può generalizzare in questo modo, appunto, comunque. No, appunto, ma quindi no, lei non generalizzi su alcuni aspetti e poi su altri vuole invece fare la puntualizzazione. Faccio una piccola punzecchiatura sul discorso con Gava. Non puoi dire che i problemi con cui siamo caduti era per la questione anche sulle pensioni di anzianità, su cui voglio dire, ecco, quasi che sia colpa della Lega che poi siamo arrivati. Perché poi sembrava quasi questo. Cioè, voglio dire, voi avete avuto un grossissimo travaglio, lo scorso anno dopo la sessione che avete avuto interna. Adesso non so se dire voi o no, non so se ci sei dentro o no, non ha importanza. Voglio dire, ecco, nel PDL. Non mi ero scisso nel... No, voglio dire, quindi, secondo noi, tra l'altro, lì era il momento giusto anche, perché si era rotto un patto con i cittadini. Secondo me lì era il momento anche corretto per dire ai cittadini che cosa volevano. Ecco, e se confermare un'indicazione politica o se fare anche scelte diverse.
state fatte alcune altre decisioni, adesso non voglio tornare indietro nella storia, chiaramente ormai quella è una cosa che è passata, ma non diciamo adesso che la Lega, voglio dire, ha delle responsabilità sulla caduta di questo. No, avevo capito male. No, io non ho detto che la Lega, ho detto che la maggioranza, quindi comprendo anche il mio partito, nel senso, ma non c'era solo la questione delle pensioni. Ad agosto purtroppo credo che tutti si ricorderanno che la mattina ci svegliavamo leggendo una proposta sulla seconda manovra, a mezzogiorno ce n'era un'altra, alla sera ce n'era una terza ancora e poi nessuna delle tre andava bene. La cosa bella è che a maggio invece eravamo uno dei paesi messi meglio degli allora, altri. È lì che io ho cominciato a capire che non c'erano, quello più i numeri risicati, mettevano il governo e la maggioranza in una condizione di grande difficoltà nell'affrontare la crisi. Ma non ho parlato della Lega, ho parlato della maggioranza. Sì, ma la maggioranza è fatta da due gruppi, dalla Lega e dal PDL, voglio dire, noi siamo partiti, noi siamo partiti all'inizio legislatura con 26 senatori, siamo adesso 25 perché è stata una scelta personale su una vicenda locale da parte di un collega. Siamo partiti con 60 deputati, ne abbiamo 59 per un passaggio c'è stato che tu ben conosci. Voglio dire, quindi più che essere stati monolitici, fedeli, bloccati sul nostro posto, coerenti con la maggioranza, ecco dico. Poi dopo quelle sono le vostre vicende, le lasciamo a voi, noi non le commentiamo. Però ecco, io non ho dato responsabilità alla Lega, ho detto che se su alcune questioni di fondo che sono fondamentali nella gestione della crisi ci sono delle divergenze così ampie, evidentemente ci sono poi dei problemi e da questo è nata la mia preoccupazione, capito? Allora, tra l'altro, senatore, lei è anche sindaco di Feltre, c'è il problema di decidere, no? Perché è sotto una certa quota di abitanti. Tutto regolarissimo. Allora, Andrea Viviani, ricordiamo qual era il giorno e l'anno dell'assalto al campanile di San Marco per chi non lo sapesse. 9 maggio del 97. 9 maggio 15 anni. 97. Io ho visto, ho seguito, ho ricostruito questa vicenda proprio nei miei particolari, dove è sbarcato il tanco, cosa è successo dopo, avete rotto la porta, siete saliti sopra, sono arrivate le teste di cuoio. Sul campanile. Lui era sul campanile, invece... Peroni era sul campanile. Ecco, esatto, Luca Peroni era invece dentro il Presidente del Governo che la saluta, fra l'altro. Grazie. Io le faccio un piccolo omaggio, sentiamo quello che è. Non so se lei mi dica se questo è l'inno nazionale del Veneto. Insomma, io sono un repubblicano convinto, però devo dire che delle volte, quando considero il coraggio dei patrioti, no? Magari pochi uomini, magari che hanno fatto dei grossi sbagli e li hanno pagati, perché c'è anche chi è stato in carcere parecchi anni, no? Sì. E c'è anche chi magari per chi ne ha fatto vari più, motivi, chi ne ha fatto meno. No, ha avuto anche problemi personali legati molto forti. Beh, insomma, però quando si raffrontano certi atti di coraggio con molti atti di viltà che noi vediamo spesso in televisione tutti i giorni, in tanti ambienti, non solo in politica, beh, io dico, c'è un manipolo di ragazzi che hanno sbagliato, ma che se non altro hanno avuto il coraggio di fare delle scelte. Che prova uno dei loro punti di vista un po' e ce l'abbiamo ancora. Anche perché li dobbiamo portare avanti, perché sennò finiamo male qui. Perché questo paese non va avanti ancora per tanto, secondo il nostro modesto punto di vista. Senta Viviani, ma adesso il Veneto Stato, il progetto Veneto, poi c'è l'autogoverno del popolo veneto, cioè tutti questi gruppi stanno
per conto proprio? O... Sono sparpagliati, divisi da invidie, da interessi magari anche di qualcuno, gelosie, e abbiamo cercato l'ultima volta l'anno scorso di cercare di unire queste forze per fare fronte comune, cercare di trovare le strategie più adeguate per portare avanti i nostri ideali. Però abbiamo trovato moltissima difficoltà perché alcuni seguono certe strade che noi riteniamo non fruttuose, che non portano da nessuna parte, come può essere quello delle elezioni, che noi riteniamo non andiamo a votare perché andare a votare vorrebbe dire legittimare questo Stato. Noi fino a che non viene sanata quella ferita che dura da 150 anni, quando ai Veneti è stato promesso un referendum per scegliere il loro destino. Gliel'hanno dato, poi è stato truccato, è stato falsato e quant'altro. Aspettiamo ancora che venga sanata quella ferita. Nel momento in cui verrà sanata quella ferita, se i Veneti decideranno di tornare indipendenti, dovremo tornare indipendenti. Se i Veneti decideranno di restare sotto l'Italia, in Italia, cominceremo a fare una politica italiana, ma fino a quel momento noi vogliamo appunto sanare quella ferita. Ma decideranno come? Con un referendum? Cosa pensate? Con un referendum che secondo il nostro punto di vista è il progetto più democratico, più giusto che possa esistere sulla faccia della terra. Gran parte dei paesi che sono diventati indipendenti negli ultimi anni lo sono diventati tramite il referendum, perché è quello più giusto chiedere ai cittadini che cosa vogliono fare. Io non voglio imporre al popolo veneto una Veneta Serissima Repubblica o una Padania o quant'altro, voglio sapere che cosa vogliono fare. Nel momento in cui loro mi dicono quello che vogliono fare, andremo avanti in quel senso. Allora, sarà rivoluzione prima di varare, fanno i sondaggi, ma questa volta attenzione rivoluzione. Grigoletto, come la vede lei da questo punto di vista? C'è una tensione sociale che minaccia di crescere? Quando il governo affonderà il bisturi, come reagirà la gente? Perché adesso sa, finché tanti sorrisi, complimenti, professore, grande esperienza e anche un umorismo britannico insolito, diciamo, e apprezzabile, no? Ne abbiamo visti. Però quando poi si passa dalle parole ai fatti, non so... A me dà molta speranza e molta fiducia anche la definizione stessa che il nuovo Presidente del Consiglio ha dato di impegno nazionale in Parlamento, sì, no, di questo governo. E io penso che un ruolo importante, al di là del voto importantissimo che i deputati e i senatori hanno dato a questo governo ieri e oggi, ci sia ora anche, mi aspetto, da loro in Parlamento questa ulteriore responsabilità, questo ulteriore atto di responsabilità a sostegno appunto di questo esecutivo, anche per a livello sociale proprio trattenere e insomma esercitare un ruolo di deterrenza di fronte a possibili proteste che ci possano essere quando si tratterà comunque di mettere mano e prendere dei provvedimenti per uscire da una situazione di crisi. Occorre tenere presente che questo governo è stato fatto per uscire da una situazione di crisi, altrimenti penso che tutti avrebbero avuto, chi più chi meno naturalmente, ma per il mio partito sicuramente, il vantaggio, la convenienza di andare alle elezioni politiche anticipate. Non si poteva farlo perché in questo momento qua è un momento talmente grave e mi pare così stucchevole da un lato e dall'altro anche preoccupante che ci si attardi ancora su polemiche, su strumentalizzazioni, su dibattiti così in politichese in una situazione di questo genere di fronte a un governo che peraltro deve ancora iniziare ad operare e che è fatto appunto per farci uscire da questa emergenza. E poi se mi permette volevo aggiungere una cosa, io un po' mi stupisce sinceramente sentire, lo dico al senatore, le dichiarazioni recentissime dell'ex ministro Maroni, che dalla sera alla mattina, dopo 3 anni e mezzo di governo, di sostegno leale, in cui i leghisti non hanno mollato Berlusconi di 1 millimetro, neanche nei momenti un po' più critici di questi 3 anni e mezzo, dalla sera alla mattina dire che adesso l'alleanza è assolutamente impossibile, che ormai si è deteriorata, non sarà più possibile ricomporre nulla. Beh, lei stasera poi ha detto si vedrà, insomma, ecco, però i dirigenti del suo movimento hanno detto che ormai prendono atto che, così ha detto Maroni, insomma con Berlusconi non è più possibile governare. Ecco, mi sembra davvero un tentativo maldestro, a me pare, di volersi rifare quasi una virginità politica e in realtà una preoccupazione eccessiva, secondo me, di andare alla ricerca di un consenso che
che ormai è in caduta libera anche per la Lega, ma che sinceramente non mi sembra neanche molto realistico e neanche molto obiettivo. Mentre devo dire che apprezzo molto e mi riconosco in tutto quanto quello che l'onorevole Gava ha poc'anzi detto. Cioè riconosco da parte dell'onorevole Gava una serietà e anche un'obiettività di analisi, sinceramente, che mi fa ben sperare anche in ordine all'impegno che ci potrà essere a livello parlamentare a sostegno di questo esecutivo. Volevo chiedere a Fabrizio Bazzoni, regista, e poi sentiamo di nuovo l'onorevole Gava, se potevamo, l'abbiamo registrata prima la telefonata con Ferrara, no? Potremmo farla riascoltare, perché mi è sembrata particolarmente dura. Sentiamo, abbiamo telefonato poco fa, ma direi di risentirla per chi non l'avesse sentita. Sentiamo cosa ha detto Ferrara. Senza pretendere di avere ragione, contro la fine ingloriosa della parabola del Cavaliere, della parabola di Berlusconi. Siamo stati sconfitti come, diciamo, dei piccoli Napoleone in una piccola Waterloo, senza rimedio, senza possibilità di riscatto molto probabilmente. L'unico riscatto sarà continuare a vivere, a lavorare e a essere quello che siamo sempre stati. Gente non ipocrita che sa dire la verità. Alla Camera si è celebrata nella forma più incredibile la fuga ingloriosa dei Berluscones da ogni loro residua possibile responsabilità. Una classe dirigente che non è una classe dirigente, che ha perso il governo che aveva vinto dopo regolari elezioni politiche, che ha perso la faccia dando il là a un governo tecnico-politico ambiguo, in cui la rispettabilità di chi lo presiede e dei ministri che lo compongono non riscatta la pessima qualità dell'operazione politica che rappresenta, fatta di violazione della sovranità nazionale italiana, fatta di violazione e sospensione della democrazia politica. Questa non classe dirigente è arrivata fino al punto di ammazzare in effigie, imbavagliandolo, il suo capo e impedirgli di pronunciare un discorso che avrebbe forse potuto dare una minima nota di finale dignità alla catastrofe del cosiddetto PDL, quel popolo delle libertà che si è acconciato a lasciare che le libertà, e la principale delle libertà, il diritto di voto, esercitato in Grecia, in Irlanda, in Islanda, in Portogallo e in Spagna, fosse invece negato agli italiani. Una tremenda, inappellabile vergogna che richiede un forte giudizio di condanna da parte di tutte le persone per bene che hanno difeso in questi anni, nel bene e anche nel male, gente che non valeva la pena di essere difesa. Insomma, è un giudizio più sferzante, diciamo. Sferzante, che mi pare di aver capito, però è legato ad una cosa che è avvenuta oggi. Cioè Alfano che avrebbe impedito a Berlusconi di parlare. Ma io devo dire che ero assolutamente allibito del fatto che Berlusconi volesse parlare. Sì. Io credo che sarebbe stato l'omicidio in diretta del nuovo segretario Alfano, su cui una gran parte di elettori e simpatizzanti del PDL depone molta speranza. Io poi non so se avrà le qualità, le capacità, sicuramente è un giovane interessante, su di lui molte persone credono. Già nelle riunioni di gruppo di ieri sera e dell'altro giorno al Senato mi hanno riferito amici deputati e senatori, Alfano non ha parlato, ha parlato solo Berlusconi, questo insomma mi pareva già discutibile, ma ero allibito dall'idea che il Presidente del Consiglio uscente si fosse impegnato a fare il discorso di dichiarazione di voto a favore del nuovo governo. Negli altri partiti di solito i capigruppo hanno fatto la discussione generale, i segretari hanno fatto la dichiarazione di voto, quindi non c'era nulla di strano che il segretario del Popolo della Libertà Alfano facesse la dichiarazione di voto. Poi c'è stato un conciliabolo, un po' di discussione, insomma non so veramente cosa sia successo perché io non siedo più in quei banchi, ma insomma si è visto un po' di fermento e alla fine Alfano ha fatto lui la dichiarazione di voto, tra l'altro credo non delle sue migliori, perché ha letto un discorso scritto che probabilmente era il discorso scritto di Berlusconi.
po' troppo lungo, buono, un po' troppo lungo, ma quindi ha perso quella capacità oratoria che lui ha di avere pause, di avere i passaggi giusti, ha letto in maniera anche piuttosto rapida, quasi si volesse togliere un peso in questo intervento, ripeto, buono nel contenuto, ma forse non altrettanto buono nell'esposizione. E io credo che sia stato giusto così, mi meraviglierei del contrario e mi sorprende, come mi ha sorpreso in queste ultime settimane, che una persona intelligente come Giuliano Ferrara abbia preso posizioni oltranziste per quanto riguarda elezioni sì, elezioni no e governo Monti o governo di emergenza o di impegno nazionale come oggi l'ha definito il Presidente del Consiglio, e che adesso abbia, come dire, gridato di fatto ai traditori, a questi che non so chi siano, ma insomma penso al gruppo dirigente del PDL, che ha convinto Berlusconi che stava facendo una scelta politicamente sbagliata. Fortunatamente io traditore ero già stato bollato qualche giorno prima, per cui non credo possa essermi addebitato alcunché. Certamente, come dire, si poteva arrivare a questa soluzione all'interno del PDL con un po' più di tranquillità e senza creare tutti questi stress e queste divisioni che ci sono state. Allora, senatore, 3 ministri veneti spariti in un sol colpo, no? Brunetta, Galan, Sacconi, si diceva il tridente, prima ancora c'era Zaia, e poi la polemica tra la Lega e il nuovo Presidente del Consiglio, che ha fatto il Ministero della Coesione Territoriale, affidato a un uomo del Mezzogiorno, Fabrizio Barca, e fatto sparire il Ministero per il federalismo. Esatto, sono i motivi per cui ho detto prima che certamente noi non potevamo votare una fiducia. Ma questo significa un attacco al nord o che cos'è? Secondo me sì, anche perché quando si parla di questione settentrionale non vuol dire che non si è capito invece quali sono le ragioni e la sofferenza che ha il nord, che ha la Padania. Vuol dire che c'è una questione meridionale, ma non c'è una questione settentrionale, per cui vuol dire che c'è proprio con me, non so, non posso dire una miopia politica perché non penso alla persona non capace di capire, ma secondo me è direttamente una volontà di ancora colpire e di spremere questa realtà del territorio. Voglio dire, così fa un po' sorridere il discorso, la critica su Maroni. Maroni è stato molto, molto corretto, noi siamo stati fedeli fino in fondo con questa maggioranza col PDL, quando il PDL ha deciso di fare una scelta diversa, legittima, vuol dire che ha fatto un accordo politico con voi, perché voi avete un accordo politico, cioè un accordo politico PDL-PD, cioè non dimentichiamoci, non possiamo nasconderci dietro le cose, c'è un accordo politico PDL-PD su questo governo, legittimo, voglio dire, lo potete fare, non è che inventiamo le cose più strane o più cose. Quindi io mi aspetto che farete voi gli accordi sul territorio insieme al PDL, perché avete un accordo forte politico nazionale. È chiaro che per noi della Lega, a fronte di un accordo politico forte nazionale tra PD e PDL, fare anche accordi locali, penso che questo qua sia una cosa un po' complessa. Allora, voleva intervenire ancora? Diceva? Due questioni. Allora, su quest'ultima battuta è evidente che siamo di fronte a un governo di emergenza e di impegno nazionale che non ha il respiro politico. Quindi è inutile, come dire, mettere il carro davanti ai buoi, quindi si vedrà. Attualmente è una questione che è circoscritta alla vicenda romana. Per quanto riguarda la questione federalismo e coesione nazionale, voglio dire che stamattina in aula parlamentare Monti ha precisato in maniera molto chiara che il federalismo non è in discussione e che i decreti saranno completati. E per quanto riguarda la questione del Ministero per la Coesione, faccio presente che l'addizione del vecchio Ministero degli Affari Regionali recitava Ministero delle Regioni e della Coesione Nazionale. È stato tolto la parola regioni perché Monti ha dichiarato di volersi occupare lui direttamente della conferenza Stato-Regioni in qualità di Presidente del Consiglio e in qualità di Ministro dell'Economia, perché essendo gli aspetti finanziari assolutamente essenziali evidentemente e dovendo trovare su questo l'accordo degli enti locali e delle regioni, lui vuole, come dire, mettere sul piatto tutto il peso politico che lui può avere e quindi non vuole delegarlo a terzi. Quindi è rimasto, il Ministero di Fitto, poi, sì, no? Esatto. Quindi è rimasta la questione della coesione nazionale, che è comunque una precondizione per il federalismo, perché in un ambito, diciamo, di unità nazionale con un sistema federale questo funziona se c'è prima una coesione, il che non vuol dire sprechi, anzi vuol dire eliminazione degli sprechi, perché io penso alla coesione nazionale come soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, perché altrimenti ovviamente sarebbe solamente la fotografia dello status quo attuale.
Quindi con queste... Con queste... autonomista, quindi ti capisco sul tuo ragionamento. No, chi ha detto che non sono federalista, sono autonomista? Io ho fatto questa precisazione che credo che questo sia, se no la gente dice ma questo vuole cancellare, cioè, no, io credo che questo vada precisato con attenzione. Allora scusate, dobbiamo chiudere che sono le 23:01, devono partire i nostri telegiornali in attesa della stangata di Fulmonti, di Super Mario, del Presidente del Consiglio, come in tante maniere è stato definito. Vi salutiamo, grazie, è stata una settimana impegnativa e grazie a voi abbiamo avuto delle puntate interessantissime proprio perché ci avete dato moltissimi spunti anche questa sera. Ci rivediamo martedì prossimo, grazie ai nostri ospiti e grazie a tutti, buonanotte.